Pronto a inasprire nuovamente l'ordinanza se i veneti non utilizzeranno con buon senso la possibilità di uscire di casa, al monito del presidente Zaia, che dice ora concentrarsi sulla sicurezza di chi va al lavoro. Case di riposo, 345 decessi in Veneto, il 15% degli ospiti sopra gli 80 anni, metà della media nazionale, sottolinea la regione che ha completato lo screening. Morto a 79 anni Arturo Filippini, storico nome della ristorazione trevigiana, conosciuto in tutto il mondo con la catena El Tulà, era ricoverato a causa del coronavirus. La nuova ordinanza regionale che ha aperto gli ecocentri ha preso alla sprovvista le aziende di gestione di rifiuti, stamane molte aree chiuse, file di auto, disagi e rabbia. Primo giorno di riapertura per librerie e cartolerie anche in Veneto, tra misure di sicurezza, guanti, mascherine e voglia di leggere. Turismo, stamane il vertice in videoconferenza degli assessori regionali con il ministro Franceschini. Tra i temi sul piatto la discussa ipotesi di box in plexiglass nelle spiagge. Ieri sera a Ring per la prima volta insieme i due avversari di Luca Zaia alle regionali 2020. Per Arturo Lorenzoni ed Enrico Cappelletti il mese migliore è settembre. Una rubrica nel TG interamente dedicata ai bambini e ai loro passatempi nell'epoca della quarantena forzata, tra giochi e compiti. Da oggi ce lo potete raccontare direttamente voi con Bimbi in TV. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Pronto ad inasprire nuovamente l'ordinanza se i veneti non utilizzeranno con buon senso la possibilità di uscire di casa per passeggiare o fare sport, l'ha detto il presidente della regione Zaia, secondo il quale la fase 2 è ormai di fatto sostanzialmente iniziata. Bisogna però ora concentrarsi sul mettere in sicurezza chi va al lavoro. Se la fiducia verrà tradita, se i veneti approfitteranno della libertà che da oggi gli è concessa, nell'ordinanza regionale potrebbe ritornare il limite massimo di 200 metri da casa per passeggiate e attività motorie all'aperto. Il presidente Zaia è categorico. La distanza è logico che è molto prossima all'abitazione. Io non posso vedere immagini che mi mandano e mi fanno incazzare. Dove sono? Di parcheggi dei rifugi pieni di macchine, perché dico che se funziona così mi costringete a rimettere una distanza. Si esce di casa limitatamente a un raggio nel quale si possa comunque vedere ancora l'abitazione e che non sia un'escursione. Allora io aspetto ancora 24 ore, non è una minaccia, è una presa d'atto, ve lo dico anche con un po' di rammarico, ma se mi arrivano ancora foto di chi pensa di fare scampagnate, così non funziona. Zaia sotto i riflettori dei media di tutta Italia oggi per aver iniziato ad allentare la morsa delle restrizioni. Penso che dobbiamo guardare in faccia alla realtà. La realtà ci dice che il lockdown non esiste più e quindi dobbiamo investire sulla messa in sicurezza dei cittadini. Questo dobbiamo fare, perché l'alternativa è richiudere tutto. La fase 2, volenti o nolenti, ci piaccia o non ci piaccia, è iniziata. In questo mese sarà il mese nel quale ci giochiamo il futuro dei prossimi mesi e anche della nostra vita. Aziende che riaprono in Veneto forse il 40%, forse addirittura di più. Il presidente, che ribadisce come alla convivenza col virus tocchi abituarsi almeno per un periodo, sottolinea che ora la sfida è la sicurezza dei lavoratori e annuncia per domani un report sui controlli dello Spisal. Ma incalzato sulla scala delle priorità risponde. Prima viene la salute dei cittadini. Non smetteremo mai di dirlo, cioè noi non siamo degli irresponsabili e non facciamo nulla contro legge, però suggeriamo anche di guardare un po' al di là della punta del dito e prendere atto che non tutti sono a casa. Questo non significa che l'emergenza sia finita e lo spiega con parole dure. Il virus ammazza le persone, ne abbiamo ormai quasi 1 migliaio. Fra l'altro in maniera tragica, perché si resta da soli, senza un familiare che ti tenga la mano e con una sofferenza che non è una sofferenza normale. Le previsioni dicono che se questo andamento sarà rispettato, gli ultimi ricoveri per Covid dovrebbero avvenire nel mese di luglio. Alla normalità dovranno tornare via via anche gli ospedali, compresi i Covid Center, pur restando sulla carta strutture pronte ad affrontare nuove eventuali ondate di contagi. Tanto è vero che con Schiavoni annuncio già che correndo già da lunedì, spero sia lunedì, poi non ditemi se sarà lunedì sera o martedì mattina, passateci l'imprecisione perché devono richiamare il personale, si inizierà gradualmente ad aprire e si inizierà con il punto nascite.
Anche i bambini in passeggiata, ricorda Zaia, devono indossare la mascherina. Il suggerimento è di adattare quelle chirurgiche. Tanti genitori dicono: ma no, va bene, sì, basta fare 2 nodi nell'elastico. Prendete il bimbo, fate i 2 nodi e diventa una mascherina perfetta. Infine donazioni e lotteria per l'uovo di cioccolato a favore della battaglia Covid. Giuseppe Bellè lo ringrazio perché è un pensionato, ha solo la pensione, ha rinunciato a un mese di pensione, 713 euro, ho visto, li ha versati, ce l'ha comunicato e quindi grazie di cuore. Ed ora l'andamento dei contagi tra gli anziani ricoverati nelle case di riposo. Si stanno concludendo in queste ore i test. Sentiamo i primi dati. I controlli sulla presenza di contagiati tra gli ospiti e il personale delle case di riposo del Veneto sono quasi terminati, ma sono già disponibili dei primi dati significativi. Il principale è che il tasso di mortalità degli ospiti positivi al coronavirus è inferiore della metà rispetto al dato nazionale. Che è pari in Veneto al 15,7%, quando sulla fascia di età 80-89 anni, mentre dal livello nazionale, che era stato pubblicato dal Sole 24 Ore il 13 del 4 e dall'Istituto Superiore di Sanità, a livello nazionale è pari al 31,3%. Su 370 case di riposo presenti in Veneto ne sono state finora controllate 302. Significa che il dato al momento disponibile si riferisce al 74% delle 33.311 persone ospitate in queste strutture. Sono risultati dagli esami fatti 1.857 di positivi, quindi pari al 6%. Rispetto appunto ai numeri che oggi abbiamo, quindi il 6% di questi 24.604, che sono il 74% degli ospiti interi all'interno delle case di riposo, è positivo. Agli esami col tampone sono stati affiancati test rapidi. Se questi ultimi danno esito dubbio o positivo, si passa alla verifica col tampone. Su 30.501 dipendenti delle case di riposo è stata verificata l'eventuale positività a 24.281, il 70%. Sono risultati positivi 920 operatori, quindi pari al 3%. Qui ci sono sia i dipendenti sia i non dipendenti. Cosa vuol dire? Sia quelli, non so, che fanno il servizio cucina, pulizia, tutti. I controlli giungeranno alla completa copertura delle case di riposo nelle prossime ore, dopodiché saranno estesi a strutture per disabili e strutture della salute mentale. E nella casa di riposo di Merlara, nel Padovano, gli anziani contagiati dal coronavirus sono 47, all'inizio della pandemia erano 73, il giorno di Pasquetta c'è stata la 26esima vittima ed anche il bilancio della struttura comincia ora a risentirne. Dei 73 anziani della residenza Scramignan di Merlara ne sono rimasti in vita 47, sono tutti contagiati. Il giorno di Pasquetta la 26esima vittima, una 81enne originaria di Bevilacqua nel Basso Veronese. Speravamo che la tregua pasquale si trasformasse in permanenza, cioè che non ci fossero più morti, e invece così va. Eppure per gli anziani della Scramignan era stata una Pasqua di piccoli gesti che gli avevano strappato un sorriso, pur nella lontananza e nella malattia. Dai dolci arrivati in regalo, insieme ai fiori e alle piante di aziende locali, ai biglietti personalizzati dei bambini della scuola elementare. Poi l'ennesimo decesso, che fa anche emergere come ora la casa di riposo debba reggersi economicamente con 47 rette anziché 73. Un problema serio. C'è stata la fondazione che ha già versato per le cose più immediate 20.000 euro, e questa è stata una boccata di ossigeno molto importante. Il sindaco, tornata in queste ore a lavorare in municipio dopo la quarantena, ma impossibilitata a farlo di persona, approfitta del nostro telegiornale per salutare anziani ospiti, operatori, medici e amministrativi della casa di riposo. Vorrei salutare, come ha fatto la signora Maria in quella intervista ormai famosa: avanti, avanti, bisogna andare avanti, ci vuole forza e fiducia nel futuro.
Era ricoverato dal 24 marzo scorso a causa del coronavirus. Si è spento oggi pomeriggio a 79 anni Arturo Filippini, simbolo della ristorazione trevigiana e veneta, arrivato nella Marca dall'Oltrepò Pavese alla fine degli anni 50, lavorando inizialmente a Villa Condulmer a Mogliano, con la geniale intuizione di creare la catena di ristoranti El Tulà con Alfredo Beltrame. Ha fatto conoscere la cucina veneta e trevigiana nel mondo. El Tulà è diventata una griffe del Made in Italy diffusa in tutto il mondo, dalla Costa Smeralda alla Cina, dal Canada a Roma. Nel locale da Alfredo, in centro a Treviso, ha ospitato tanti VIP e personaggi dello spettacolo, della politica e dell'economia. Cordoglio unanime da tutto il Veneto e non solo per la scomparsa. Lascia la moglie Marisa, i figli Massimo, Martina, Michela e Nicola. Ed ora è arrivato proprio in questo momento l'aggiornamento per quanto riguarda i contagi nella nostra regione pubblicato dall'azienda Zero, quindi il bollettino, quello consueto del pomeriggio. Rispetto a questa mattina si registrano in Veneto 82 casi positivi in più, gli attualmente positivi quindi sono 10.741 in Veneto, mentre i ricoveri, lo vediamo insieme, calano sia per quanto riguarda i reparti non intensivi, 13 unità in meno, siamo complessivamente a 1.414 ricoverati, sia quelli della terapia intensiva, meno 15 per un totale di 218 ricoverati nelle terapie intensive del Veneto. Cresce il numero delle vittime di 18 persone, quindi da questa mattina a poco fa sono morte negli ospedali del Veneto a causa del coronavirus altre 18 persone, più un'altra persona morta in una struttura territoriale, quella di Vedelago a Treviso in particolare. Questi quindi i dati per quanto riguarda gli ultimi aggiornamenti relativi al contagio in Veneto da coronavirus. Vediamo ora il caos scoppiato quest'oggi davanti agli ecocentri, perché confidando nella nuova ordinanza regionale entrata appunto in vigore quest'oggi, in molti stamattina si sono recati agli ecocentri per conferire ramaglie piuttosto che altri rifiuti, ma li hanno trovati chiusi. Vediamo. Ma non doveva essere aperto. Un macello di cose in macchina accumulate, speravo di riuscirmene a... Pensava di trovare aperto? Sì, pensavo di trovare aperto, sì. Perché aveva avuto informazioni in merito? Avevo letto il decreto del Presidente della Regione che era aperto oggi. Avevano detto che si sarebbe potuto portare al CERD. Ma ci hanno detto che era aperto? La nuova ordinanza regionale prevede lo spostamento dei cittadini per andare all'ecocentro e così stamattina i centri di raccolta sono stati presi d'assalto dai molti che volevano conferire ramaglie o altri rifiuti ingombranti accumulati nelle lunghe settimane di isolamento, anche perché in tanti hanno approfittato della permanenza forzata a casa per sistemare giardini e terrazzi, sgomberare garage, effettuare lavori di manutenzione. Peccato che stamattina gli ecocentri fossero chiusi. Impossibile, dicono le società, aprire dalla sera alla mattina. Ore febbrili quindi per organizzare le riaperture che avranno modalità diverse a seconda dell'azienda. Savno, gestore dei servizi in 42 comuni trevigiani, aprirà tutti i centri già da domani, potenziando per la prima settimana orari e servizi. Contarina, operativa in 49 comuni della Marca, sta lavorando per aprire il prima possibile. Chiaramente dall'oggi al domani non si può, non è praticamente organizzabile la modalità con cui far fronte all'afflusso, al primo afflusso che c'è. E una cosa sicuramente che posso dire è che i calendari con gli orari e le date, i giorni della settimana per ogni ecocentro di ciascun comune rimangono quelli. Nelle modalità verranno aperti, verranno comunicate a ciascun comune, ciascun sindaco di questa apertura, chiedendo anche la disponibilità di collaborare nel regolare e anche limitare l'afflusso, perché chiaramente se tutti vanno appena aperto non si può, si creerà una coda, si creerà un afflusso che è, direi, piuttosto contrario alla modalità per cui
al motivo per cui si limita i movimenti, gli spostamenti delle persone. Qui dobbiamo cercare di contenere e limitare. Anche Veritas è al lavoro per riorganizzare l'apertura degli ecocentri, che dovrà avvenire nella massima sicurezza sia per i cittadini che per i lavoratori. Le modalità verranno comunicate nei prossimi giorni. Zaia intanto ribadisce: gli ecocentri sono aperti e quindi ricevono tutto. Perché ancora non si sono adeguati, ma nell'ordinanza c'è scritto che gli ecocentri devono ricevere. Intanto li abbiamo fatto per il verde, ma insomma, se uno arriva con una lavatrice vecchia, la porta all'ecocentro, non è che gli dice non è un albero, poi riportatela a casa. Altra novità di oggi, quella della possibilità di riaprire 2 giorni alla settimana per cartolerie e librerie. Vediamo. Il Veneto inaugura quello che ormai è stato ribattezzato lockdown soft e i vicentini si sono adeguati. Misure soft. Un po' alla volta, dai, va bene così, un po' alla volta, un po' di ottimismo, un po' di... perché sennò qua in casa veramente... È la prima volta che esco da 8 giorni, veda lei, insomma. E esce già con delle misure più soft. Credo di essere da qua a 250 metri, ho esagerato. Ecco, se riesco a prendere qualcosa poi rientro, è tutto. Comunque approvo il 1000 per 1000. Distanziamento sociale rimodulato, mascherina obbligatoria per uscire, guanti e via i 200 metri di limite, ma si deve rimanere comunque nei paraggi della propria abitazione. In compenso qualche apertura in più, via Libera e Florio Vivaisti, 2 giorni alla settimana in Veneto, librerie e cartolerie aperte. Finalmente ho preso 2 libri, ne ho già letti 3-4, guardi. Ecco. Era ora, si sentiva la necessità. Una volta che esco da 43 giorni, sono sempre rimasta a casa. Per noi è un segnale importante, significa che il libro è considerato un bene primario e il giro di persone che c'è in questo momento in libreria da quando abbiamo aperto in qualche modo lo dimostra. Questa apertura è utile? Sì, decisamente, però tutti i giorni. Ambienti sanificati, guanti e si entra uno alla volta, c'è chi poi per non sbagliare chiama e si fa mettere i libri da parte. Stessa storia anche in cartoleria, dove si fa scorta di materiale per le lezioni online dei figli. Completamente senza materiale per i ragazzi, per la scuola. Di cosa avete bisogno? Cosa siete venuti a prendere? Fogli, penne, cose essenziali, fogli anche per stampare, le famose autocertificazioni e basta. È vero che la didattica è online, però poi bisogna anche scrivere. Esattamente, anche perché comunque gli insegnanti richiedono comunque materiale da inviare scritto su fogli di carta, quindi tuttora servono. Io ho 4 figli, quindi ne ho abbastanza. Sarà incetta. Esatto, esatto. Mascherina e guanti, vediamo com'è andata questa mattinata a Treviso. Guanti, mascherina e gel igienizzante in borsa, quindi in piena regola direi. Primo giorno dell'ordinanza mascherina, guanti o igienizzante. Nella Marca tutti sembrano aver recepito da tempo queste dotazioni di sicurezza anti-coronavirus. Io li usavo già ovviamente per le poche uscite consentite da casa. Ovviamente sono regole che vanno rispettate, ovviamente in maniera obbligatoria da tutti, proprio perché è un sacrificio che si fa volentieri, visto che ne va della salute e del bene comune. Mi sto attenendo alle regole e spero che lo facciano tutti, perché se vogliamo andare avanti alla svelta è necessario che ci atteniamo e mi pare che gli italiani si stanno comportando piuttosto bene complessivamente. Fanno le leggi a salti, non so se sei d'accordo con me. La gente è poco informata delle volte, o deve informarsi per televisione o deve stare attenta, che la mascherina l'ho messa dal primo giorno. Sì, ci adattiamo, ci dobbiamo adattare e quindi ci atteniamo alle regole. Per uscire di casa bisogna proteggere se stessi e gli altri, nessuna deroga. Sono obbligatori e stiamo andando a comprarli, infatti, perché non eravamo senza. Anche i bambini lo sanno e si dimostrano degli esperti. Perché il virus può entrare da tutte le parti e ti mangia tutto il corpo se vuole. Per le strade sono meno le persone che usano i guanti, forse perché con loro hanno un igienizzante per le mani. Ma mi sono disinfettato e igienizzato le mani, come diceva Zaia. Pochi, ma se ne trovano ancora, dubitano persino che mascherine e guanti possano servire. Obbligatori perché?
Sinergia tra i sindaci delle città capoluogo del Veneto per affrontare l'emergenza coronavirus e condividere iniziative per il rilancio. I primi cittadini di Treviso, Conte, Venezia, Brugnaro, Giordani, Padova, Sboarina, Verona, Rucco, Vicenza, Massaro, Belluno, Gaffeo, Rovigo si sono riuniti in videoconferenza per accogliere le istanze dei rispettivi territori ed impostare una strategia comune per la ripartenza. L'appuntamento in videoconferenza sarà settimanale e servirà in un primo momento per fare il punto sulle misure adottate anche con ordinanze sindacali per arginare il contagio e successivamente per costituire una vera e propria sala operativa per definire strategie trasversali per il dopo coronavirus. Turismo, ora questa mattina il vertice in videoconferenza degli assessori regionali con il ministro Franceschini. Tra i tanti temi affrontati anche la discussa ipotesi di box in plexiglass sulle spiagge. Sentiamo. Onestamente non mi piace affatto, perché penso che chi vuole andare al mare ha la necessità di sentirsi comunque libero e innanzitutto poi insomma delle chiusure così in plastica rischia di fare veramente effetto serra. Box in plexiglass nelle spiagge? No grazie. L'ipotesi per l'estate più critica della storia recente del turismo italiano e veneto fa venire i brividi all'assessore Caner, che stamane assieme ai suoi colleghi delle altre regioni ha avuto il tanto atteso incontro in videoconferenza con il ministro Dario Franceschini. Dal Veneto il no alle gabbie in plastica e una proposta. Immagino per esempio che ci sia le file di ombrelloni molto meno, quindi uno spazio molto più ampio tra un ombrellone all'altro. Aspetterei di vedere prima la situazione sanitaria qual è, prima di fare quelle progettazioni orribili e orrende che ho visto, e pensare magari semplicemente a come fanno in Spagna, a togliere delle file di ombrelloni in verticale e in orizzontale, quindi lasciare molto più spazio tra una postazione e l'altra, e poi per esempio prevedere un servizio in spiaggia per la consegna che ne so, delle bibite, dei toast, dei gelati. Nel vertice di stamane la richiesta forte è avere linee guida chiare per muoversi tutti insieme, a partire dalla responsabilità di gestione degli operatori del settore e poi i cosiddetti incentivi per le vacanze delle famiglie. Noi abbiamo chiesto che sia una sorta di voucher in maniera tale che porti una liquidità immediata nei confronti dell'operatore che riceve questo voucher, no? Perché di fatto è una spesa, e che permetta subito, no, alla famiglia di poterla spendere e all'operatore di incassarla, perché altrimenti se è un sistema tipo detrazione fiscale, per carità può andare bene, però la vedi l'anno successivo, no? Il ministro parlava più o meno di 500 euro a famiglie, io gli ho detto che secondo me è poco, che bisogna pensare almeno 250 euro a persona, quindi significa che una famiglia di 4 persone almeno può avere un voucher da 1000 euro che ti consente di fare almeno una settimana in una bella struttura, insomma, una settimana oppure 15 giorni. Ieri sera a Ring per la prima volta insieme i due avversari di Luca Zaia alle prossime elezioni regionali, una tornata elettorale nel limbo con una data ancora incerta sulla quale Arturo Lorenzoni ed Enrico Cappellitti si trovano però d'accordo. Sentiamo. È vero, è sacrosanto che ci devono essere le condizioni per fare una campagna elettorale. Probabilmente, forse settembre potrebbe già essere una soluzione che in qualche maniera possa compensare le due diverse esigenze. Settembre può essere un periodo giusto se appunto le condizioni sanitarie lo consentiranno. Loro, gli avversari di Luca Zaia alle regionali, sembrano d'accordo. Settembre, epidemia permettendo, potrebbe essere il mese giusto per votare. La finestra del governo è chiara, tra il 15 ottobre e il 15 dicembre, ma fin da subito Zaia ha espresso il suo malumore. A mio avviso è impraticabile, ma lo è da un punto di vista sanitario. Noi abbiamo ormai quasi certezza che comunque ci sarà un ritorno del virus in autunno, punto. Votare prima allora, ma quando? Cappellitti e Lorenzoni guardano a settembre. Immagino che a settembre vuol dire che i cittadini devono essere messi nelle condizioni di incontrare i loro candidati, possibili potenziali candidati ad agosto, non so quanto praticabile sia. Votare in estate? No, per i due avversari, e il motivo va anche oltre quello sanitario. Ora come ora l'esposizione mediatica di Zaia è alle stelle, svantaggio colossale in chiave urne. Mettere in luce quelli che sono i limiti dell'azione del governo della Lega di questi 10 anni, ma anche di questi ultimi mesi, che ci sono e che sono evidenti agli occhi di osservatori, diciamo così, attenti, in questo momento non è pensabile. Per cui ecco,
accelerare il ricorso alle urne senza dare la possibilità appunto di ragionare con serenità e con visione su quelle che sono modi diversi di pensare al governo regionale, credo non sia una scelta responsabile. Lorenzoni e Cappelletti d'accordo sulla data, ma sul resto? In questa campagna elettorale mai partita e sospesa, gli scenari potrebbero cambiare. Ipotesi alleanza tra centrosinistra e grillini? La porta è sempre aperta, il percorso che abbiamo iniziato con il Veneto che vogliamo è un percorso di grande apertura verso i contenuti. Ben venga se riusciamo ad avere un progetto comune. Ma Cappelletti quella porta la chiude. Noi siamo nati proprio come movimento di protesta inizialmente, poi di proposta di un'alternativa rispetto a un sistema che cambiava continuamente, con la difficoltà quindi di riconoscersi in una maggioranza, in una posizione che non era in grado di fare opposizione, in Veneto in particolar modo tra gli attivisti, tra i simpatizzanti, tra gli iscritti al Movimento 5 Stelle è prevalso in maniera sostanziale la posizione di correre da soli. In chiusura parliamo di bimbi con una rubrica nel TG dedicata interamente ai più piccini e al loro passatempo in epoca di quarantena forzata. Da oggi ce lo potete raccontare direttamente voi con Bimbi in TV. Ciao a tutti, ho fatto il mio 11° libretto e voglio condividerlo con tutti perché è proprio in questo momento che è accaduto questo virus. Una storia illustrata sul coronavirus, come quella che ha scritto e disegnato il piccolo Davide di Favaro Veneto, ma le possibilità sono tante e i limiti alla fantasia nessuno, soprattutto se si è bambini e se il tempo a disposizione non manca, come in questo periodo di quarantena forzata che tiene a casa un esercito di scolari senza scuola. Ci sono i compiti da fare, certo, e ognuno avrà sperimentato il modo migliore per farlo sulla tavola, sul divano, in terrazzo. Si può leggere un'infinità di libri e provare a scrivere storie, favole e racconti. Si possono prendere matite e pennarelli per fare dipinti e disegni, dando forma e colore alle idee, ai pensieri, ai sogni e ai desideri nati in questo periodo unico. C'è l'universo dei giochi, in via del tutto eccezionale, confinato nel perimetro della propria casa, ma non per questo meno vasto o stimolante. Cosa siete riusciti a costruire con i Lego? E in giardino, per i fortunati che ce l'hanno, quale gioco vi siete inventati? Che cosa fate per tenervi allenati nel vostro sport preferito? Anche nel tempo dell'epidemia, il tempo libero dei bambini è vita e colore. Allora raccontatecelo con un video. Le vostre idee, storie ed esperimenti daranno vita a Bimbi in TV, una rubrica all'interno dei nostri telegiornali. Vi chiediamo di mandarci non delle semplici foto, ma dei brevi video, possibilmente in orizzontale. Niente di più semplice nell'era degli smartphone. Attraverso i nostri schermi, tempo e creatività dei bambini potranno così diventare, se lo vorrete, energia per tutti. Potrete inviare i video semplicemente via WhatsApp al numero in sovraimpressione 351 175 5340. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Come sempre al termine uno sguardo alle previsioni del tempo per le prossime ore. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica in nuovo aumento sulle nostre regioni. Sarà una giornata di bel tempo e con clima lievemente più fresco. Il dettaglio di mercoledì 15 aprile. Sul Veneto sarà una splendida giornata con sole, vedete, su tutti i settori della nostra regione. Il cielo sarà sereno o al massimo con poche nubi a carattere sparso. Non sono attese piogge degne di nota. Temperature, come detto, in lieve calo, minime tra 2 e 7 gradi, valori massimi compresi invece tra i 15 e i 17 all'incirca. Ampio soleggiamento anche sul Friuli Venezia Giulia, non sono attese precipitazioni e anche qui il cielo sarà limpido o al massimo con qualche velatura sparsa. Temperature minime tra 1 e 7 gradi, valori massimi invece tra i 14 e i 16. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, bel tempo stabile, anche qui non sono attese piogge. Temperature minime intorno a 1 grado, valori massimi invece fino a 20 gradi all'incirca, dunque clima del tutto gradevole.
Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.